di paura al Palasport di Vicenza, decine di persone hanno accusato dei malesseri, intervento dei vigili del fuoco, fuga di ammoniaco, uso di spray urticante tra le ipotesi dei malesseri. Identificata dai carabinieri dalla Polfer la banda di giovani che aveva seminato il panico sul treno della linea Venezia-Bassano, sabato scorso al setaccio le immagini delle telecamere per accertare le loro azioni. Bambini non vaccinati accettati in un asilo parrocchiale di Castelfranco, la protesta di alcuni genitori che hanno denunciato la situazione alla procura. Il preside risponde: non tocca a noi controllare. Dibattito aperto sul referendum per l'autonomia, Luciano Benetton lo boccia come inutile, la Lega replica è fuori dalla realtà, intanto il governatore Zaia stoppa i mal di pancia nel centrodestra. 67enne ex impresario edile di Fara di Soligo cade da un'impalcatura durante dei lavori in casa, l'uomo muore per le gravi ferite riportate. Ieri sera a 20:10 la rabbia dei residenti di Rione Pertini in collegamento durante la trasmissione per raccontare l'odissea quotidiana, le prese con le occupazioni abusive dei nomadi. A 7 anni dall'inizio dei lavori presentato il restauro dell'ex chiesa di Sant'Eonisto, Treviso ritrova un gioiello lungo il percorso sfida per diventare capitale della cultura 2020. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la paura e il panico vissuti a Vicenza ieri sera per una raffica di malori, di malesseri provati da decine di persone all'esterno nella zona del Palasport, tanto da far intervenire anche i vigili del fuoco, ancora da accertare con esattezza le cause di questa ondata di malesseri. Vediamo. Non solo i giovani atleti, ma anche qualche genitore accusato dei malesseri, bruciori alla gola e mal di testa. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e alcune ambulanze, nessuno però ha ritenuto di ricorrere alle cure mediche. 2 le squadre di pompieri intervenute con il nucleo batteriologico, chimico e radiologico specializzato in questo genere di interventi. Dal Palasport di Viale Ferrarin a Vicenza sono state invitate ad uscire circa un'ottantina di persone che si sono poi riunite all'esterno. Per motivi di sicurezza anche la via è stata chiusa al traffico, circa 50 i ragazzi che stavano seguendo le lezioni di ginnastica artistica e box, tra le persone che si sono sentite male anche alcuni adulti. Le indagini per capire le ragioni di quei malesseri sono ancora in corso. Al momento gli accertamenti porterebbero ad escludere che si sia trattato di una fuga di ammoniaca. L'ipotesi più accreditata, anche se non c'è certezza, è che qualcuno abbia spruzzato dello spray urticante. Fortunatamente l'intervento si è comunque concluso senza gravi conseguenze. Ancora la cronaca, perché i carabinieri e la polizia ferroviaria hanno identificato i componenti del gruppo di giovani che la sera del 30 settembre scorso, sabato, a bordo del treno locale sulla linea Mestre Bassano del Grappa, si sono resi responsabili di pesanti molestie ai danni degli altri viaggiatori. Si tratta di una decina di persone che di età tra i 17 e i 27 anni, alcuni stranieri, alcuni italiani, tutti residenti in Veneto. Avevano costretto di fatto i passeggeri a scendere alla fermata di Castello di Godego. Sono in corso adesso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento, a causa del quale il convoglio, come dicevamo, è stato costretto alla sosta alla stazione di Castello di Godego. E le attività investigative coordinate dalla Procura di Treviso, dalla Procura dei minori di Venezia, sono volte proprio a stabilire se ci sono stati dei reati particolari, e per questo le telecamere all'interno del treno, le telecamere di sicurezza sono al setaccio, al vaglio da parte della polizia ferroviaria. Adesso restiamo da Castello di Godego, restiamo nell'area castellana per parlare ancora una volta di vaccinazioni. Bambini non vaccinati accettati, alcuni in un asilo parrocchiale di Castelfranco. Questo scatena la protesta di alcuni genitori che scrivono alcune lettere e denunciano la situazione alla procura. Una vera e propria guerra a suon di lettere, quella fra i genitori dei bambini vaccinati e l'asilo di Villarazzo di Castelfranco, colpevole, secondo le famiglie, di aver accettato i piccoli non a posto con le vaccinazioni. Così le famiglie arrabbiate hanno preso carta e penna ed hanno scritto al prefetto, alla procura ed ovviamente all'ufficio scolastico. Ma Don Domenico Pilotto, amministratore dell'asilo, si affretta a rispondere. Tutti i bambini vanno accolti, non compete alle scuole verificare se la documentazione consegnata dai genitori sui vaccini è sufficiente. Una polemica aperta che rischia di allargarsi a macchia d'olio. Il problema infatti potrebbe allargarsi anche agli altri asili castellani, visto che la maggior parte sono parrocchiali.
Non solo, ma i genitori del Comitato Legalità hanno voluto anche scrivere al Ministero della Salute, con parole che non lasciano nessun dubbio. Siamo amareggiati come cittadini di questo paese, dicono, per come alla fine si riesce ad aggirare le leggi. Una questione che sicuramente non finirà così, il problema investirà altre scuole ed altri genitori, ma Don Pilotto poi cerca di smorzare ogni polemica. Lasciamo alle famiglie il tempo di mettersi in regola. Ma le lettere di protesta sono già partite verso le autorità ed ora bisogna attendere la loro risposta. Come se non bastasse, ad Asolo un pediatra rischierebbe la radiazione per aver esternato, anche in alcune conferenze pubbliche, la sua opinione che i bambini non vaccinati sono più sani. Una questione, questa, tutta però ancora da chiarire. Dai vaccini a un tema caldissimo in questi giorni perché manca davvero poco al referendum del 22 ottobre, parliamo del referendum sull'autonomia. E un tema caldo anche dopo le parole ai nostri microfoni di ieri di Luciano Benetton, che ha definito questo referendum inutile, esprimendosi anche con termini pesanti, parlando di una stupidaggine riguardo all'autonomia, tanto da creare ovviamente, da portare alla replica della Lega Nord, che ha detto con le parole del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, queste parole e dichiarazioni di Luciano Benetton dimostrano l'assoluta ignoranza della materia in discussione, il che è grave, dice Ciambetti, perché fa emergere ancora una volta il tremendo distacco tra la realtà e un esponente della classe dirigente. C'è da dire anche che molti esponenti dell'imprenditoria si sono detti contrari a quanto ha detto Benetton, a partire ad esempio da un altro big, un altro nome come Matteo Marzotto. Ma ora risentiamo cosa ha detto ieri ai nostri microfoni Luciano Benetton sull'autonomia. Luciano Benetton andrà a votare per il referendum sull'autonomia del Veneto il prossimo 22 ottobre? Assolutamente no, autonomia di cosa? Autonomia del Veneto naturalmente. No, mi sembra una stupidaggine, mi sembra una battuta. Niente mezze misure nella risposta che l'industriale di Ponzano Veneto ci ha dato oggi parlando di autonomia a margine della presentazione a Treviso del restauro della chiesa di Sant'Eonisto, da lui voluto e finanziato. Le nostre campagne eccetera noi abbiamo cercato, ma insomma poi magari siamo rimasti anche un po' perplessi sul risultato, ma di sentirci europei ancora prima del 2000, insomma, di avere un unico passaporto, un'unica moneta, eccetera. L'abbiamo menata per un sacco di tempo. Benetton non lascia margini neppure alle istanze del popolo catalano. Un dibattito, ognuno porta l'acqua al suo mulino, però insomma, i catalani sono ben decisi, ma loro lo fanno da molti anni. Secondo me non ha senso, anche in quel caso là non ha senso. Intanto il governatore Luca Zaia stoppa le polemiche anche nazionali di una parte del centrodestra sul voto, dicendo rispettiamo i veneti e le loro scelte, e nel frattempo da Roma il Senato, anche il Senato fa un'analisi della consultazione popolare di Veneto e Lombardia. Il referendum del 22 ottobre passa sotto la lente di ingrandimento del Servizio Studi del Senato, che esamina da vicino diversi aspetti della consultazione popolare di Veneto e Lombardia. Nel sottolineare come sia la prima volta nella storia della Repubblica che i cittadini saranno chiamati a decidere se desiderano una maggiore autonomia per la loro regione, il Dipartimento di Palazzo Madama chiarisce subito come il referendum non sia né vincolante né strumento automatico per l'attivazione di una maggiore autonomia. L'iter prevede infatti successivamente al voto un'intesa tra regioni e governo entro 60 giorni. Ma anche l'avvio dei negoziati non conduce ad una certezza della maggiore autonomia. L'ufficio studi sottolinea come non sussista alcun obbligo per i due negoziatori di concludere l'intesa. Intanto il dibattito politico si accende anche all'interno dello stesso centrodestra, dopo l'intervista radiofonica alla trasmissione Zapping del deputato leghista Giancarlo Giorgetti, in particolare a far discutere questa sua dichiarazione. Il Friuli Venezia Giulia è un po' la situazione di autonomia a cui potrebbero arrivare teoricamente la Lombardia e il Veneto, certamente non hanno le forme di autonomia che sono previste per il Trentino Alto Adige, che hanno, diciamo così, degli statuti particolari che affondano a radici storiche. Giorgetti, commenta Luca Zaia, giustamente ha detto che l'autonomia possibile in base alla Costituzione è quella dell'articolo 116 e non quella di Trento e Bolzano, che ha bisogno di una modifica costituzionale. Primo, la modifica costituzionale non è vietata per legge.
Secondo, se diamo tutte e 23 le competenze in base all'attuale Costituzione, di fatto diventiamo come Trento e Bolzano, perché ci portiamo a casa tutte le competenze e anche ovviamente le risorse. Altra polemica in seno al centrodestra, quella con Fratelli d'Italia, dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha definito il referendum sola propaganda. Siano rispettati i venti e siano lasciati in pace, da primo. Da secondo devo dire che non c'è nessun problema nella mia maggioranza. Fratelli d'Italia c'è con un consigliere, il consigliere Berlato, il quale ha votato e sostiene pubblicamente il referendum e sostiene il sì. Per me la questione non c'è. Abbiamo parlato di Roma, restiamo a Roma, però sempre per parlare del Veneto. Perché? Perché ci sono già da subito le prime turbolenze all'interno della commissione bicamerale chiamata a indagare sulle banche popolari. Sempre più casini alla Commissione Banche, ma questa volta non è un giudizio di merito, ma la cronaca di quel che succede nella bicamerale chiamata a sbrogliare la matassa e soprattutto a far luce su quel che è successo nel sistema bancario. Sempre più casini perché il presidente della Commissione, Pier Ferdinando Casini, secondo il regolamento ha poteri praticamente assoluti, tanto da far balzare sulla sedia l'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti. Secondo il regolamento, votato da un asse trasversale che va dal PD fino agli Alfaniani, Casini ha potere decisionale sull'ammissione delle domande e sull'imporre la segretezza delle audizioni. Quanto basta per scatenare la bagarre e spingere il Presidente a innestare la retromarcia. Mercoledì ai piedi di Montecitorio il centrista che guida la Commissione aveva promesso il massimo impegno alle associazioni dei risparmiatori beffati dalle due popolari venete. Con il passare delle ore è quindi arrivata la proposta di investire la rotta e proporre la compartecipazione sulle scelte dei lavori. Per dribblare il pericolo tempi stretti e legislatura in chiusura, Casini ha anche lanciato l'idea di chiedere autorizzazione ai presidenti dei due rami del Parlamento di lavorare in commissione anche quando è convocata l'Aula. Rimane da capire se l'escamotage sarà sufficiente a fare chiarezza su un tema così complesso e che ha messo così a dura prova le tasche di chi di quelle banche si fidava. Torniamo alla cronaca adesso con la tragedia a Farra di Soligo, dove un 67enne cade da un'impalcatura e muore. Stava effettuando dei lavori nella sua abitazione quando per causa in fase di accertamento è precipitato a terra. A perdere la vita Luigi De Faveri, 67 anni. L'uomo, ex impresario, è caduto da un'altezza di alcuni metri sbattendo violentemente la testa. La tragedia è avvenuta in via Cavaia a Farra di Soligo. Immediatamente è stato allertato il SUEME 118. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza ed ali soccorso. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni però sono precipitate. Una volta arrivato al pronto soccorso, l'ex impresario è morto poche ore dopo il ricovero. Le cause della caduta cerebrale vaglio non si esclude comunque che sia stata provocata da un malore. In pochissimo tempo la notizia della morte di Faveri si è diffusa a macchia d'olio. A Farra di Soligo lo conoscevano tutti soprattutto per il suo passato da impresario. Dopo la pensione si era dedicato però alla campagna dove trascorreva gran parte del suo tempo libero. La comunità oggi è sotto shock. E a Limena, siamo nel Padovano, un infortunio sul lavoro con un operaio molto grave per una ferita alla testa. Colpito da una piastra d'acciaio staccatasi da un macchinario, un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro alla ditta Ravagnan di Limena. L'operaio, 54enne, stava effettuando una saldatura nel capannone della ditta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da una piastra d'acciaio che gli ha procurato delle ferite al capo. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Padova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Abbiamo ieri raccontato con la nostra trasmissione 20 e 10, chi l'ha visto insomma, ha potuto seguire una trasmissione molto particolare, molto intensa, perché eravamo in collegamento in diretta con noi i residenti di Rione Pertini. Sapete, quella zona, quel quartiere di Mestre che vive un paradosso con le occupazioni delle case atri, occupazioni abusive da parte di Nova, di una guerra quotidiana, una guerra in parte vinta ma non del tutto, tanto che scendono in strada di fatto anche con una sorta di ronde serali residenti. Allora dicevamo una serata, una trasmissione molto intensa con parole forti. Allora rivediamo alcuni passaggi della trasmissione di ieri con le parole dal vivo dei residenti. Se tutti tacciamo e tutti non facciamo niente, le cose non cambieranno mai. Bisogna mettersi tutti d'accordo, uscire tutti dalle case e aiutarci.
Solo così sconfiggiamo questa... non saprei neanche definirla che cos'è questa situazione, perché fra poco abbiamo paura noi di uscire. Non possiamo andare avanti così, siamo proprio arrabbiati, per non dire qualcos'altro. Se si muove il quartiere con la gente che è uscita dalle case anche in piena notte, allora questo ha fatto scalpore. L'aiuto poi che ci dà i media, compresi voi, che oggi ci state facendo questa intervista, questa sera, è l'unico sistema per evidenziare quello che sta succedendo. Certo. Allora, le ultime disposizioni parlano che entro 48 ore si può sgombrare un appartamento occupato anche se ci sono minori. Noi abbiamo fatto inserire e pretendiamo che adesso nelle bandi di concorso che dovranno essere fatti, perché non è possibile lasciare decine e decine e decine di case libere, perché altrimenti è un pericolo per il quartiere. Allora nel bando di concorso noi pretendiamo che venga inserito un elemento di esclusione, cioè deve essere escluso dal concorso tutti quelli che hanno commesso reati contro il patrimonio. Torneremo a seguire ovviamente la vicenda del rione Pertini, che è tutt'altro che conclusa. Rimaniamo nel veneziano. Un tifoso veneziano è stato denunciato dalla polizia per aver lanciato un fumogeno durante la partita Ternana-Venezia disputata allo stadio Liberati di Terni lo scorso sabato 30 settembre. L'uomo, riferisce la questura, è stato ripreso dalle telecamere interne dell'impianto mentre stava accendendo il fumogeno nel settore ospiti per poi lanciarlo a bordo campo. Devono rispondere dei reati di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Gli verrà applicato ovviamente il DASPO, cioè il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono tali manifestazioni. E a proposito di DASPO, non è il DASPO sportivo ma il DASPO urbano, che dà la facoltà, secondo l'ultimo decreto di Minniti, del ministro Minniti, la facoltà ai sindaci di utilizzare questo strumento. Ebbene, il primo DASPO urbano arriva nel veneziano, arriva a Venezia, arriva da Mestre con la cacciata del pusher della stazione. Ci dice tutto allora in collegamento la nostra Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno dalla redazione di Venezia. È in arrivo il primo DASPO urbano in città. È una misura che è stata inserita nel decreto Minniti sulla sicurezza e che permette ai sindaci di utilizzare nuovi strumenti sul fronte dell'ordine pubblico e anche allontanare chi si rende protagonista di comportamenti lesivi del decoro. Come sappiamo in città ci si sta battendo da tempo per ottenere questi risultati. La misura, ha sottolineato la dirigente del compartimento di polizia ferroviaria di Venezia, De Bernardin, sarà comminata nei confronti di un frequentatore definito abituale della stazione ferroviaria di Mestre, dove a più riprese le forze dell'ordine sono intervenute anche per gruppi di portabagagli abusivi o di donne che chiedono l'elemosina. Attraverso questo strumento un primo cittadino potrà dunque allontanare dal territorio urbano una persona per ben 12 mesi e in questo caso sarà notificato a uno di quei malintenzionati già più volte destinatari dei fogli di via, evidentemente non un deterrente sufficiente. Ovviamente questa misura ha reso molto soddisfatto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. In poche parole un campo di battaglia che logisticamente potrebbe cambiare anche con l'arrivo di barriere di sicurezza simili a quelle già presenti a Mestre, che abbiamo visto più volte, Roma o anche Napoli, e che sono in grado di dividere il flusso di viaggiatori da chi frequenta invece gli scali ferroviari per altri motivi. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale per tornare alla cronaca e parlare di due purtroppo casi di maltrattamenti in famiglia, e vittime sono ancora una volta le donne. La prima terribile storia viene da Piove di Sacco.
Un operaio di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Piove di Sacco con la pesante accusa di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali aggravate. La vittima è la moglie di 35 anni. I due vivono in un comune del Piovese e attorno alle 2 della notte la donna, in lacrime, aveva telefonato al 112 chiedendo l'immediato intervento dei carabinieri, raccontando che il marito la stava picchiando e che le aveva procurato ferite al viso. Accorsi in suo aiuto i militari hanno trovato la casalinga che, in preda ad una crisi di pianto, spiegava di aver litigato con il coniuge per futili motivi e che lui l'aveva afferrata e picchiata con violenza. A quel punto i carabinieri sono entrati in casa bloccando l'operaio. Contemporaneamente è intervenuta un'ambulanza che accompagnava la donna all'ospedale. Ai carabinieri la 35enne ha raccontato di una serie di soprusi da parte del coniuge fin dal 2013, con continue offese e minacce. Mentre la casalinga veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni, l'uomo invece veniva arrestato e trasferito nel carcere di Padova a disposizione del magistrato. E sempre da Padova un'altra storia di violenza con una donna che dopo 10 anni da incubo è riuscita a denunciare il marito. Si è presentata dai carabinieri in una caserma della Bassa Padovana trovando il coraggio di denunciare il marito violento. Dal racconto di una 33enne moldava è emersa una storia agghiacciante di maltrattamenti, minacce e violenza, anche nel tentativo di difendere i figli minorenni. La donna, in Italia da 11 anni, ai carabinieri ha raccontato che l'uomo all'inizio era molto premuroso, ma poi, dopo la nascita del primo figlio, aveva iniziato ad assumere atteggiamenti minacciosi e violenti che sempre più spesso culminavano in veri e propri pestaggi. Approfittando del fatto che la moglie non poteva allontanarsi da casa perché senza documenti e denaro, il marito la minacciava continuamente. Intanto erano sempre più frequenti le percosse e le violenze anche di natura sessuale. L'uomo spariva poi per intere giornate e non si curava per nulla della famiglia. Diverse volte la 33enne è ricorsa alle cure del pronto soccorso per farsi medicare, ma mai per paura di ritorsioni aveva detto la verità. L'uomo, per ricattare la moglie, addirittura era arrivato a sottrarle il figlio più piccolo per costringerla a tornare a casa quelle poche volte che aveva trovato il coraggio di allontanarsi. A metà agosto, al culmine di una violenta lite che non passa inosservata ai vicini di casa, i carabinieri cominciano a indagare e riescono a trasferire la donna con i suoi 3 figli in una struttura protetta. Agghiaccianti i particolari delle violenze, ora il moldavo di 33 anni è agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia continuati e aggravati. Ora parliamo delle province, le province al collasso perché non ci sono più risorse anche per gli stipendi. Allora c'è lo sciopero oggi generale dei dipendenti delle province. Stamattina è andata in scena anche una manifestazione di protesta a Venezia da parte del sindacato della CGIL, l'ha seguita per noi il nostro Tommaso Stoppa che è in linea, in diretta. Com'è andata, Tommaso? Sì, sono stati circa una cinquantina i militanti non soltanto della CGIL ma anche degli altri 2 sindacati confederali, CISL e UIL, che hanno manifestato, sono scesi in corteo da Piazzale Roma fino a Campo San Maurizio, dietro la prefettura veneziana, per incontrare il prefetto e per denunciare proprio questa situazione, a loro detta tragica, di fondi che non ci sono per le province venete, ma in tutta Italia la situazione è molto simile. Parlano di 470 milioni che mancano a livello nazionale. Le province, come ricorderete, dovevano essere abolite dalla riforma costituzionale che fu poi bocciata dal referendum lo scorso novembre però da allora questi fondi non sono mai più stati ripristinati e quindi ci sono grosse difficoltà. Si parla anche di manutenzione di opere pubbliche, di ponti e di scuole che non possono essere effettuate, quindi i sindacati denunciano anche problemi di sicurezza per i cittadini. Per il momento è tutto da Venezia. Grazie a Tommaso Stoppa. Io ricordo di servizi, problemi che ci sono nel vostro quartiere, nella vostra via, nel vostro paese, potete segnalarceli con, lo dico ad antenna, quindi con redazione@antena3.it, se volete lasciare mandare una mail, 0422 023 0898 per un messaggio vocale, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Adesso torniamo a Treviso con il ritorno di un gioiello per la città dopo 7 anni di lavori, il restauro dell'ex chiesa di Sant'Eonisto. Il restauro dell'ex chiesa di Sant'Eonisto, completato dopo 7 anni di lavoro, a breve quello dell'ex carceri asburgiche di Piazza Duomo. Fondazione Benetton compie 30 anni e veste l'abito del partner ideale del comune nella sfida per il titolo di capitale italiana della cultura 2020 a cui Treviso è candidata. Nessuna staffetta con Fondazione Cassamarca, chiarisce Luciano Benetton, che tuttavia una sua visione della città ce l'ha, a cominciare dall'augurio che Piazza Duomo diventi presto pedonale. Nel frattempo si gode la conclusione dei lavori di restauro di Sant'Eonisto,
previsto nuovo auditorium destinato a mostre e concerti, frutto della collaborazione cinquantennale con l'architetto Tobias Scarpa, che ha ideato 2 tribune reclinabili a scomparsa. Quell'edificio lì era stato veramente depauperato di tutto ciò che aveva. Il lavoro è stato costellato di complicazioni. Seguire gli imperativi delle sovrintendenze non è una cosa facile, e dopo la responsabilità di conquistare questo spazio e renderlo fruibile, ma anche in qualche maniera intelligente. Passione dell'invenzione, lancio che Scarpa, già autore del restauro di Villa Minelli e dello stabilimento di Castrette, non riconosce nelle architetture di oggi. Non sono fatte come dono verso gli altri. Il dono vuol dire un atto di generosità, un atto di freschezza dell'essere, no? Domenica l'inaugurazione con un concerto su invito, da lunedì 9 a venerdì 13 visite guidate su prenotazione, sabato 14 ottobre incontro sempre su prenotazione con l'architetto Scarpa. È il ritorno di un gioiello, un vero gioiello nella nostra città, la chiesa di Santo Eunisto restaurata, è una restituzione bellissima, non possiamo che dire grazie. Come è stata restaurata è anche veramente un capolavoro, poi l'idea di queste tribune meccaniche dell'architetto Scarpa sono un valore aggiunto di questo regalo alla città da parte di Fondazione Benettone del signor Luciano Benetton. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione. Fra pochissimo, subito dopo di noi, ore 13, si parla di concorrenza sleale e qualità made in Italy. Si parla con l'imprenditore Marco Caspon, con il presidente di Adiconsum Veneto Walter Rigobon e con il presidente di Aprolav, l'associazione dei produttori del latte veneto, Terenzio Borga. Questa sera invece con 20 e 10 per parlare di Banca della Marca e le iniziative della solidarietà sul territorio con Claudio Sernagiotto, presidente di Banca della Marca, e Massimo Nelti, vice direttore generale di Banca della Marca. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza stabile, salvo per isolati e occasionali fenomeni. Scopriamo dove con il nostro dettaglio. Sul Veneto peggiora il tempo in giornata sulle pianure centro-meridionali con locali rovesci e temporali, poi in rapido miglioramento entro la sera. Tempo più asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 19 e i 24 gradi, minime tra 8 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Correnti settentrionali in prevalenza asciutte portano generali condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo poche nubi sparse sul Triestino. Temperature massime tra i 20 e i 22 gradi, minime attese sui 9-11 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, più nubi e precipitazioni sui confini alpini, prevale il bel tempo soleggiato e stabile sul resto della regione. Temperature massime intorno ai 19-23 gradi, minime in sensibile calo e sui 7 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno moderati nord-orientali. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.